Bene, spostiamoci a Padova, uno dei 3 centri in Italia dove si sta studiando come affrontare dal punto di vista farmacologico il coronavirus. La collega Maria Delia ne ha parlato con l'infettivologa Anna Maria Catelan. Vediamo. L'ospedale di Padova, lo Spallanzani di Roma e il Sacco di Milano sono in prima linea nella sperimentazione di un antivirale. Di cosa si tratta? Sì, iniziamo insieme a questi altri 2 ospedali la sperimentazione di un farmaco antivirale che si chiama Remdesivir. Lo utilizzeremo all'interno di 2 protocolli clinici internazionali che vedono quindi, oltre alla partecipazione dell'Italia, anche di centri asiatici e statunitensi, e che prevedono l'utilizzo di questo farmaco specifico antivirale sia su pazienti in fase avanzata sia su pazienti relativamente meno gravi. Ovviamente non abbiamo dati per quanto riguarda il suo utilizzo per l'infezione da Covid, se non dati di pochi pazienti che ci provengono dagli studi fatti in Cina.